Coldiretti è presente in fiera con uno spazio interamente dedicato ai prodotti del territorio e alle aziende che nel territorio operano. Certo, Coldiretti è presente in questa importante fiera del territorio con le sue aziende di Campagna Amica. Era importante essere presenti proprio perché questa è una fiera importante e lo possiamo vedere già dall'affluenza che abbiamo dal primo mattino per le persone che sono interessate alle esposizioni di diversi tipi di animali, settore bovino, settore ovino. Quindi una fiera che sta crescendo man mano col tempo e che ha un'importanza strategica sia sulla provincia che sul territorio regionale. Cosa significa ancora oggi? Il tema della fiera di Ollastra del 2026 sono i giovani e la restanza, la continuità generazionale nelle aziende. Cosa significa? Ci si auspica che i giovani siano sempre di più in futuro, perché oggi purtroppo si fatica a trattenere i giovani nelle campagne. Però già che si svolga una fiera così importante è un motivo sicuramente di incontro che può stimolare anche le persone che magari hanno qualche perplessità a investire forse nel settore agricolo, anche se oggi è un settore molto complesso. Ci è stato detto che esiste una malattia più difficile da debellare della lingua blu e della dermatite o di qualunque peste suina. E i ragazzi dicono è la futurite, è quella malattia a cui gli adulti destinano i ragazzi quando programmano gli adulti per i giovani senza che i giovani vengano consultati. Il passaggio generazionale nelle aziende non è sicuramente una cosa semplice. Sta agli adulti riuscire a trasmettere dei concetti corretti ai giovani per potersi inserire nelle aziende, ma forse lasciare anche un po' più di libertà di pensiero per portare avanti le aziende, perché i giovani con la loro inesperienza a volte hanno però molta più energia e intuizione verso il futuro degli adulti.